Allora, stiamo parlando dell'importanza delle case e soprattutto di questa proposta di legge, una petizione popolare innanzitutto. Cosa dovrebbe prevedere questa legge di tutela quindi delle case, di garanzia alle case ai cittadini? Allora, prevede questo, che nell'articolo 47 della Costituzione, quando si affronta il problema del risparmio, si dice il risparmio è la proprietà della casa, lo Stato garantisce il risparmio e la proprietà della casa. Noi abbiamo detto anche il godimento della casa, perché non c'è solo un problema della proprietà, c'è anche un problema di garantire l'accessibilità a questo. La seconda proposta riguarda alcuni articoli della Costituzione, uno relativo alle politiche urbane e dunque alla garanzia della bellezza, della regolazione, eccetera, eccetera, e lì non si fa riferimento a che cosa? Alla rigenerazione urbana e alla messa a disposizione di case che siano dignitosamente abitabili. La terza riguarda quando si definisce, la Costituzione definisce che la Repubblica rimuove gli elementi che impediscono alla persona di potersi realizzare come persone, come individui, che oltre al salario dignitoso, alla cosa, eccetera, eccetera, ci sia anche il fatto che garantisca l'abitazione o nel mercato privato o attraverso l'intervento pubblico, sapendo che l'Italia è il paese in Europa, cioè siamo l'ultimo paese che ha solo il 3,8%, 4% diciamo, di edilizia pubblica. Lo sa quant'è in Francia? Quant'è? 32%. Caspita. Lo sa quando è in Spagna? Il 30%. In Germania siamo al 38%. Questo che cosa assicura? Che c'è anche una calmierazione dei fitti. Certo. E non stiamo parlando tra l'altro di banlieue. Però da noi, no, assolutamente, infatti perché quello diventa un problema, esatto. Noi siamo contrari al fatto che ci siano le case solo per i poveri. Noi dobbiamo avere invece, come si chiama, un'edilizia residenziale pubblica che veda anche una promiscuità sociale, infatti, perché questa cosa qui aiuta le persone, perché non possiamo dividere le persone, anche se oramai fanno difficoltà persone che hanno 25-26 mila euro di reddito, fanno difficoltà a stare sul mercato libero, persone che hanno fino a 35 mila euro. Certo. E però sono persone che non possono avere l'alloggio dell'edilizia residenziale pubblica, esatto. Non riescono a trovare un'abitazione e non hanno un stipendio sufficiente all'acquisto. Dunque, riguarda oramai anche il ceto medio, perché quasi sempre quando parla un sindacalista si pensa che parla solo dei lavoratori poveri, degli anziani poveri, eccetera, eccetera. Ma io parlo anche, per esempio, di giovani professionisti che sono all'inizio, una partita IVA che non arriva, insegnanti, dipendenti pubblici, insomma. E poi c'è l'altro tema, che intervenire su questo deve significare, per esempio, anche una calmierazione dei prezzi degli esercizi degli immobili che vengono destinati ad esercizi pubblici. Non so lei, ma la mia esperienza è che oramai girando per le città venete, vetrine chiuse, tutte vetrine chiuse, ma perché quando chiedi 7-8 mila euro naturalmente tutte quante le attività sono destinate a fallire, e infatti le nostre città oramai sono piene di bar, giusto che ci siano, di enoteche, del food, di pizzerie e robe di questo genere. Che è l'unica cosa che sembra che andare ancora. Ma per chi va? Perché fondamentalmente tu hai trasformato le città non nel luogo della residenza dei cittadini di quella città, che abitano quella città, ma di turisti. I turisti non hanno bisogno necessariamente di avere, perché magari poi vanno all'outlet, però non è che possono andare a mangiare all'outlet, devono mangiare in città, lì dove magari alloggiano.
Infatti questo è un altro problema. C'era un altro messaggio, vediamo se riusciamo a leggerlo ancora insieme, sempre che la regia riesce a mettermelo in onda, così vediamo cosa ci scrive un telespettatore. La casa è un diritto, ditemi voi, con gli stipendi più bassi d'Europa, sacrosantemente vero, come possiamo permetterci un affitto? Siamo obbligati a trovare casa molto fuori città che costringe a fare 2 ore tra andata e ritorno per andare al lavoro, ma che vita è? Ma insomma non ha commenti, perché questo signore in 4 righe ha detto, come si chiama, la condizione che vivono centinaia di migliaia di persone. Ma infatti, ma poi le dicevo un discorso sacrosanto, se una poi, persona... oltre che la questione del lavoro, magari quel signore ha anche dei figli. Stavo pensando a questo. E siccome con la riorganizzazione che c'è stata, diciamo, dei plessi scolastici, non in tutti i paesi ci sono le scuole. E se hai un figlio di una scuola che fa una scuola superiore, una scuola media, eccetera, eccetera, a volte tu non hai il problema solo del padre o della madre che per il lavoro deve fare quella vita lì. Deve accompagnare anche i figli a scuola. Ma poi deve andare i figli, eccetera, eccetera, con grandi problemi, con grande dispendio di risorse. E questo, gli stipendi sono bassi e li impoveriamo ancora di più. Assolutamente, e non sempre ci sono i nonni come escamotage, perché non è una cosa da dare per scontata, proprio perché il lavoro è mobile, ti dà delle opportunità in posti anche diversi. Ma c'è anche un fatto, che la scelta del nonno, il nonno è una figura importante in una famiglia, no? Io lo sono e dunque sono anche felice, però deve essere una scelta. Sì, è vero. Perché anche il nonno ha diritto alla sua vita, ai suoi spazi. Ha lavorato, ha fatto il padre, la madre. Poi lo so che sono felicissimi, va bene, certo. Ma questo a volte crea anche tensione nelle famiglie, sì. perché per esempio non è sempre detto che la responsabilità genitoriale possa essere trasferita ai figli, ai nonni, perché questo deresponsabilizza poi anche i genitori, va bene, che vedendoli solo per pochissimo tempo sono più propensi, diciamo, soltanto, come è giusto, a goderne dell'affettività, ma quella funzione educativa, quella funzione anche di regola, chi glieli dà? Infatti, perché poi i nonni sono sempre adesso più anche laschi, diciamo, in qualche modo. Ma perché sono più fragili. Esatto. Sono più fragili emotivamente, no? E poi hanno anche l'imbarazzo di intervenire, perché i messaggi devono essere univoci verso i ragazzi, verso i figli. Se un genitore magari ha una pratica educativa di un certo modo e magari gli consente alcune cose, il nonno non glieli consente o viceversa, e diventa anche disorientante per il ragazzo. Questa questione della casa sembra strano, però diventa un problema trasversale, sociale e familiare. Buongiorno Elena, questo tema delle case è molto importante, andrebbe affrontato anche con le istituzioni. Comunque grazie allo SPI per questa segnalazione. Sì, e questa qui mi dà l'opportunità di dire, io sono oramai 2 anni e mezzo che sto cercando di occuparmi di questo problema. Non abbiamo mai avuto il piacere di incontrare l'assessore regionale alla casa e al territorio. Lo trovo una cosa disdicevole. Che competenze avrebbe? Perché di solito sono i comuni poi che ma competenze dello Stato. Per i comuni per quanto riguarda la tassazione, i provvedimenti, eccetera. È proprio, come si chiama, il problema abitativo, io sono uno di quelli che dico che dovrebbe essere una funzione decentrata. Le regioni hanno una grande funzione, perché fanno i piani strategici della casa, fanno la programmazione, hanno la gestione, l'ADER fa capo essenzialmente alle regioni, va bene. Possono fare quelle politiche, certo pure i comuni hanno, ma i comuni hanno minori risorse rispetto a quella regione, hanno una funzione anche di coordinamento delle singole istituzioni, perché una politica per l'abitazione, così come il Veneto policentrico, ma anche, come si chiama, di città che si allargano, hanno bisogno di un coordinamento delle amministrazioni. E dunque sarebbe importante condividere con i sindacati degli inquilini, con i sindacati delle proprietà, con le istituzioni locali, un piano generale sull'abitare che risponda anche alle esigenze di molte imprese che chiedono alla regione, che chiedono ai comuni, che chiedono a noi politiche abitative che favoriscano
il fatto che possano assicurare ai loro dipendenti un'abitazione. Assolutamente, infatti lei citava prima la realtà di Milano dove i lavoratori dipendenti di enti pubblici eccetera hanno difficoltà ad approcciare alla realtà di Milano perché Milano è carissima come affitti di immobili e invece lo stipendio quello è, Ma che sia uguale a Reggio Calabria anziché a Milano. Quindi. Ma lo sa quante persone che sono venute a lavorare in Veneto, per esempio nella scuola, hanno chiesto di rientrare nella loro sede? Sì, lo so. Sono 1000, no, di più, sono qualcosa, non mi ricordo quante migliaia e migliaia. Ma non è che vorrebbero ritornarsene giù, io ne conosco tanta da calabrese di origine, no? Ma perché vorrebbero anche trasferire la famiglia, ma no, non ce la fanno economicamente. Infatti. Non ce la fanno economicamente, pensiamo ancora di più. C'è stato un esempio molto significativo da questo punto di vista. L'INPS nazionale, anche su nostra pressione, e siccome voleva chiudere la sede di Feltre, trasformarla in un recapito più che in una sede decentrata, ha emesso un bando per 6 figure che avrebbero assicurato la sede INPS a Feltre. Dopo 2 mesi quei 6 se ne sono andati, perché non ce la facevano proprio. A Feltre. Cioè, non stiamo parlando certo. del centro storico di Venezia, ma guardate che questo fenomeno oramai è diffuso. Io l'altra volta ho avuto, è stato denunciati 2 casi che abbiamo gestito, va bene, sulle Dolomiti, sui paesi delle Dolomiti, che la maggior parte dei quali tutto l'anno sono quasi vuote, tranne pochi mesi, chiedevano 1.100 euro per un mini appartamento al mese. E poi parliamo di svuotamento, certo, se non ci stanno i residenti, se diventano solo seconde case, certo che si svuotano anche i comuni, perché poi non hanno i servizi, non hanno la casa, certo, non hanno la viabilità e via discorrendo. Ma la stessa cosa avviene nelle aree, diciamo, della costa. No, assolutamente, quindi è un problema che sembra che sia così marginale, invece diventa essenziale, vitale e da cui prescinde tanti aspetti dell'esistenza. Ma perché anche quando dicono ma a Parigi la casa costa di più, a Londra costa di più, peccato che i parigini e i londinesi prendano il doppio o il triplo rispetto a pari mansioni da noi e quindi non c'è neanche da fare dei confronti perché tante persone laureate che si trasferiscono. Il certificato che Milano oramai è più cara di Londra, Sì, è di Parigi. Se poi racconto la mia esperienza personale, per esempio per una breve vacanza a Parigi, vicino all'Arco di Trionfo, lì era un bed breakfast, vabbè, ho pagato 45 euro al giorno. Cioè, parliamo. Qui da noi non se ne parla. Per dire, è la narrazione, noi dobbiamo smetterla. Questo certo. è un male italiano, ma qui in Veneto è portata all'eccesso, di rappresentare una regione della felicità. Non è così. No, assolutamente. E anche della sofferenza, di molta sofferenza. Ben ritrovati, ci vediamo presto, buon proseguimento.